Si annuncia essere una mezza rivoluzione dei pronto soccorso quella che verrà illustrata nella prossima seduta della Giunta regionale, almeno stando alle dichiarazioni del presidente del Veneto Luca Zaia, che così definisce il progetto di riforma dei pronto soccorso veneti. Il piano di Zaia prevede come primo passo la presa in carico, da parte di personale dedicato, degli utenti al loro arrivo presso le strutture di pronto soccorso, con l'istituzione di un tutor in grado anche di dialogare con il paziente e di informarlo sulle modalità e i tempi delle prestazioni che lo riguardano. Previsti inoltre tagli alle attese diagnostiche, che seguono l'assegnazione del codice d'urgenza da parte dell'accettazione. Per velocizzare i passaggi tra visita specialistica, esame diagnostico, prognosi ed eventuale ricovero, sarà istituito un canale preferenziale con i reparti ospedalieri, così da avere sempre a disposizione la disponibilità dei medici in corsia, legandolo al fabbisogno del pronto soccorso. Il paziente infine potrà seguire l'iter della sua pratica, dall'accettazione fino al consulto clinico, direttamente su di uno schermo. Oltre a questo è in fase embrionale un sito internet attraverso il quale l'utenza potrà confrontare le liste d'attesa degli ospedali veneti e scegliere presso quale presidio recarsi per le cure, fatte salve le urgenze che avranno priorità presso il pronto soccorso più vicino. Il progetto di riforma punta così ad abbattere le estenuanti attese ai pronto soccorso della regione, che, in attesa delle novità introdotte dal nuovo piano sociosanitario veneto, sono frequentate ogni anno da 2 milioni di utenti, il 40% dei quali deve attendere anche un'intera giornata per veder preso in esame il proprio codice bianco.